Pronti? 1, 2, 3. Buono, questa volta il segnale LKRF veloce si porta a condurre nei confronti di Etienne Latorre, mentre ha sbagliato numero Eloy 9 Eloy Joe Francis. Francis squalificato. E così sulla finire della piegata in vantaggio LKRF, Etienne Latorre in seconda posizione, in terza c'è Eldorado Spritz, in quarta dovrebbe essere King Kong, no scusate, il numero 8 Evan Spritz davanti a King Kong Bar. Questi 5 precedono Elite GSO, quindi Erosgad, e gli altri con fuori corso appunto Eloy Joe Francis, che ha sbagliato a metà della piegata. Intanto se ne vanno i primi 600 metri, completati in 48,5 da LKRF. Etienne Latorre lo segue da vicino, poi Eldorado Spritz, ancora Evan Spritz, muove all'esterno a questo punto King Kong Bar. Cavalli al completamento del giro iniziale in 1,4,8, se l'è presa molto comodo Roberto Vecchione. In seconda posizione si mantiene Etienne Latorre, mentre accenna a spostarlo all'esterno Eldorado Spritz quando siamo ormai all'altezza del chilometro. LKRF in vantaggio, Etienne Latorre in scia, all'esterno Eldorado Spritz 1,21,3 il passaggio ai primi 1000 metri di gara. Andatura davvero soporifera fin qui. All'esterno c'è anche King Kong Bar, che è stato anticipato da Eldorado, ma ora l'andatura cambia decisamente. C'è un 14,9 davanti alle tribune, con Eldorado Spritz che costringe il leader ad accelerare. Etienne Latorre segue i due alla corda, poi Evan Spritz, ancora King Kong Bar che però non dà seguito alla propria progressione. E così in avanti rimangono LKRF in corda e Eldorado Spritz all'esterno, con vicino Etienne Latorre. 400 alla conclusione, il parziale ora svelto in 14,1, col quale LKRF affronta la curva conclusiva con una lunghezza di margine su Eldorado Spritz, che ci prova ancora. Etienne Latorre segue, poi sposta anche Evan Spritz dalla terza posizione, retta d'arrivo, in vantaggio LKRF, che nelle battute conclusive si distacca per venire a vincere netto. Sbaglia Eldorado Spritz, vince invece nettamente LKRF. Secondo posto per Etienne Latorre, al terzo finisce Evan Spritz, 1,16,9 il ragguaglio conclusivo, ma 28,2 a chiudere dopo 29,3 di penultimo quarto, che significa 57,5 per gli ultimi 800 metri. Davvero eccellente il finale di LKRF, che fa così poker. 4 successi a seguire per LKRF, questo allievo di Gennaro Casillo, portato alla vittoria da Roberto Vecchione per conto della scuderia Fra Già.